Ciao amici, questo è il primo video che io faccio in ambito di palestra e bodybuilding. Sapete, sul mio canale io parlo spesso di surf, di videocamere e di consigli sul cinema. In questo caso vorrei dare dei consigli alimentari perché io da molti anni che, seppur con discontinuità, faccio palestra. Allora, partiamo col dire che non essendo io un nutrizionista o un medico, posso solo suggerire a chi vuole salire di massa, visto che questo video parla di come integrare la dieta per salire di massa. Riguardo alla dieta vera e propria è importante mangiare 3000 calorie in modo sano, quindi che facciano crescere i muscoli. Esistono fondamentalmente tre tipologie di fisico che sono l'ectomorfo, il mesomorfo e l'endomorfo. Il primo, l'ectomorfo, è quello più tendente al magro, il mesomorfo è quello che tende ad aumentare di massa muscolare e l'endomorfo è quello che tende a ingrassare. Tutte le varie persone hanno delle tipologie fisiche che a volte non corrispondono perfettamente a una delle tre. Per esempio io ho delle caratteristiche sia dell'ectomorfo che del mesomorfo, perché tendo a dimagrire, a bruciare, ma al tempo stesso metto su massa con una certa facilità. Obiettivo, possiamo dire, a me piace molto come tipologia di fisico la cosiddetta men's physique, che è una delle categorie più basse del bodybuilding, dove abbiamo un peso che solitamente va vicino all'altezza, meno 1 metro. Per fare un esempio, io sono alto 1,90 m, il mio peso ideale con una percentuale di grasso che può essere sul 10-12% è quella di 90 kg per 1,90 m, quindi 190 cm meno 1,90 m. Poi questo può dipendere dalla struttura ossea, da tanti fattori, però in linea di massima possiamo definirlo in questo modo. Il cosiddetto quindi men's physique, secondo i canoni attuali, si può identificare anche in una branchia del bodybuilding che si chiama aesthetic. L'aesthetic bodybuilding ha quindi delle masse muscolari minori, possiamo dire anche più proporzionate per l'occhio, appunto più estetiche. Passiamo quindi all'integrazione. Con cosa integro quello che mangio in modo da poter aumentare maggiormente? Prima cosa, colazione, proteine. Specifico che le marche sono abbastanza casuali, nel senso che io me le sono fatte consigliare dalla persona dove vado a prendere queste cose. Ci sono marche più o meno buone, ma indicativamente queste qui sono valide. Quindi questo è un gainer, cioè un insieme di proteine e altre sostanze che, nel mio caso, preso un misurino la mattina, aiutano a salire maggiormente di massa, ad aumentare maggiormente, perché non sono solo proteine, ci sono anche altre cose qui dentro. Ci sono maltodestrine, c'è la creatina, ci sono le proteine del siero del latte, ci sono tante cose dentro. Quindi questo tutte le mattine, mentre prima di allenarmi utilizzo creatina, in questo caso sono delle buste da sciogliere in acqua. Nel periodo di allenamento solitamente ne prendo una prima di allenarmi e i giorni in cui non mi alleno ne prendo una la mattina. La creatina fondamentalmente ci dà più energia, infatti si chiama pump, cioè ci fa spingere di più durante l'allenamento, e oltre a questo ha un certo effetto anabolico sul corpo, quindi fa anche crescere un pochino i volumi muscolari. Prima di allenarmi i BCAA sono aminoacidi ramificati, sono in polvere, sono al limone, sono buoni. Gli aminoacidi ramificati danno una maggiore stimolazione della sintesi proteica. Questo quindi cosa fa? Ci fa avere maggior resistenza muscolare, maggiore energia durante gli allenamenti, maggiore recupero dopo gli allenamenti e anche un sistema immunitario più forte. Sempre prima di allenarmi, l'arginina. L'arginina fondamentalmente aiuta la sintesi proteica, ha un'azione antiossidante e ha una funzione cardiovascolare. Quindi anche in questo caso parliamo di aumento di forza, aumento di recupero e anche prevenzione dei traumi durante l'allenamento. Prima di andare a dormire altre due cose prendo tutti i giorni. Questo è il complesso ZMA. Lo ZMA è principalmente un integratore di zinco, magnesio e vitamina B6. Questo integratore fa recuperare meglio, ha un'azione anabolica sul muscolo, incrementa la produzione di testosterone e tende a farci dormire meglio. Infine, caseina. Queste sono proteine da prendere la sera, prima di andare a dormire, diciamo circa 2 ore e mezzo dopo cena, perché sono a rilascio lento, quindi durante la notte
abbiamo modo di alimentare i muscoli con ulteriori proteine. Queste sono molto dense, quindi viene fuori una sorta di budino, mentre queste per esempio si sciolgono meglio e quindi si possono tranquillamente bere. Su queste vi consiglio di aggiungere un po' di zucchero perché il sapore così di per sé non è molto buono, al contrario di quelle che invece sono molto buone. Quindi amici, questo è tutto. Oltre all'integrazione ricordate quindi dieta sana, fatela fare da un nutrizionista o studiate qualche schema, 3000 calorie nel mio caso, ma poi vanno studiate in base, poi cambiano da persona a persona. Mangiare sano, se mangiamo il cosiddetto cibo spazzatura, quindi fast food o anche troppe pizze, mangiamole una volta a settimana, 2 volte al massimo, non di più. Altra cosa importante per salire di massa, cerchiamo di mangiare il più possibile, perché più mangiamo, più il nostro corpo si abitua a mangiare, più il nostro stomaco cresce, più mangiamo, più mangeremo. Questo è importante per salire di massa, perché soprattutto in chi tende a essere magro possiamo dire che la dieta è un 70-80% del risultato, mentre l'allenamento rappresenta un 20-30% del risultato. Certo è che è come un cane che si morde la coda, perché senza dieta non cresciamo di massa, ma senza allenarci non andiamo a crescere muscolarmente, quindi tutte e due le cose sono fondamentali, ma questo è per farvi capire che mangiare è fondamentale e anche l'integrazione quindi è molto importante per crescere di massa. Presto posterò anche altri video di questo genere, intanto iniziamo con questo, anche perché in generale questo tipo di integrazione può essere adatta anche in molti altri sport, dove c'è bisogno di avere una forza maggiore, una massa maggiore, una potenza muscolare maggiore. Ciao amici, alla prossima! Stop Lombard!